Filler, botulini, liposuzioni, effettuati ai clienti ma mai dichiarati al fisco. Pensava di farla franca un noto chirurgo plastico residente in Veneto, a Conegliano, che operava in vari studi medico-specialistici della Lombardia, a Lodi, in Veneto, a Padova e Treviso e in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone. 2 di questi studi erano anche intestati a una società di cui era amministratore. Il professionista dichiarava redditi modesti, seppure il suo tenore di vita fosse molto alto e la sua attività conosciuta ovunque. Una situazione anomala, non sfuggita alle fiamme gialle. In 5 anni, secondo quanto accertato dalla compagnia della Guardia di Finanza del Comando di Pordenone, avrebbe nascosto al fisco redditi per oltre 2,6 milioni di euro. L'attività è nata semplicemente dall'incrocio delle banche dati che noi come Guardia di Finanza abbiamo a disposizione e abbiamo potuto notare come i redditi che questo professionista dichiarava erano assolutamente irrisori rispetto a quello che era il suo tenore di vita. Questo ci è stato oltremodo confermato quando abbiamo avviato l'attività, perché avendo a disposizione tutta la documentazione di questo chirurgo abbiamo potuto vedere come ingente fosse il volume d'affari che questo chirurgo aveva sottratto al fisco. Quindi noi l'abbiamo denunciato per dichiarazione infedele all'autorità giudiziaria e abbiamo sequestrato a lui 3 immobili di sua proprietà appunto in Veneto. Il chirurgo plastico, amministrando una società che si occupava di commercializzare prodotti dietetici e ormonali, li vendeva direttamente lui ai clienti, nonostante questi potevano essere acquistati solo nelle farmacie. Accertata la vendita di oltre 131.000 prodotti. Il professionista, al quale sono stati sequestrati ben 3 immobili, è stato anche denunciato per esercizio abusivo della professione di farmacista.